Settima su 9 candidate, Marghera ha perso male la scalata per diventare sede dell'esperimento per la fusione nucleare e sono i punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice di Enea a dire che con Frascati non ci poteva essere storia. Regione e Comune sono arrivati molto impreparati a questo appuntamento, dice il presidente della municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin. Il sito non ha certificazione ambientale, ma sopra ad ogni cosa la candidatura è stata presentata per un'area tuttora privata e perciò indisponibile. Nel 2014 il Comune di Venezia, la giunta precedente, fece un preliminare di acquisto di queste aree, di ricevimento attraverso un accordo con Eni delle aree. Dopo la giunta a giugno finì, i successori dovevano perfezionare, fare il rogito, completare l'acquisto, non hanno fatto niente. Quindi incalza Bettini, il Veneto è arrivato a Roma nel peggiore dei modi, ha perso una partita che valeva 1500 posti di lavoro e che avrebbe connesso l'attività di ricerca alla zona industriale, i distretti universitari e i distretti produttivi con un salto di qualità notevolissimo. La sfortuna qui c'entra poco, c'entra solo l'impreparazione, la sciatteria, i ritardi colpevoli accumulati. Dopodiché si poteva anche perdere, la concorrenza era abbastanza agguerrita, ma non arrivare praticamente tra gli ultimi e restando sempre fuori partita. Recuperare lo spazio perso comunque si può, tanto più perché, come sostengono gli industriali, la partita è stata tutta politica. La zona franca, la zona economicamente speciale e l'insediamento di nuove aziende manufatturiere, come si sta avvenendo in questo momento, rappresenta un elemento che abbiamo sempre portato avanti, su cui crediamo, non è un'enunciazione di natura politica, su cui crediamo. Diciamo che il progetto Enea ci toglie un po' di ambizione, ma non ci toglie patrimonio.